siamo nel tempio del formaggio, perché per chi ama il formaggio non può che non amare questa fotografia. Qui siamo all'interno del caseificio Marongiu, che ha partecipato al Sardinia Food Awards ed è un'azienda di eccellenza sarda che produce un formaggio particolare che ora ci spiegherà anche Alessandro Marongiu. Alessandro, raccontaci un po' la storia di questa azienda e cosa significa produrre un prodotto di eccellenza come questo che è presente qui. La nostra azienda è nata già da una quarantina d'anni fa da mio padre e da mio zio, che hanno iniziato con le pecore, sempre con la lavorazione del formaggio, e poi piano piano siamo andati avanti ingrandendo l'azienda e abbiamo costruito questo caseificio, sempre per valorizzare i nostri prodotti. Questo è un formaggio da fiore sardo, è un formaggio a pasta cruda, viene lavorato con una temperatura dei 36 gradi, con 48 ore di sale, poi alla fumicatura. Poi dalla fumicatura viene portato in questo magazzino. Questo qui, in questo posto meraviglioso dove c'è un odore fantastico. Qui siamo in Barbagia, nella piena Barbagia. Tu mi dicevi che qui le pecore, insomma, hanno un altro tipo di produzione per quanto riguarda il latte, no? Altri sapori, altri odori. Sì, noi in montagna, noi che ci siano i pascoli spinti, anche che c'è nel Campidano, è un latte particolare, è un latte grasso. Poi noi diamo tutti i foraggi che facciamo qua, diamo tutto, insomma, non montiamo cose, anche alimentazioni spinte di nessun tipo. Tuo padre ti ha messo subito dentro l'azienda? Sì, sì. Fin da ragazzino immagino che studiavi e lavoravi. Studiare purtroppo poco. Preferivi più stare in campagna? Sì, da bambino. Cosa ti piace di tutte le fasi di lavorazione? Tu segui tutto, immagino. Sì. Qual è? Mi piace, insomma, gli animali, mi piace lavorare il latte, fare il formaggio, fare la ricotta, insomma. Però quando tu ti svegli la mattina hai un desiderio, non so, dov'è che senti più la voglia di fare? Dentro il caseificio o fuori seguendo le pecore? Un po' di tutto. Quindi è una passione? Sì. Mi piace andare dietro le pecore, mi piace fare il formaggio, mi piace, insomma, tanto lavoro e tanto sacrificio. Che tipo di formaggi oltre a questo produce Marongiu? Noi produciamo un altro formaggio tipo questo al latte crudo, senza fumicare, produciamo la ricotta, produciamo azao, frue, produciamo le creme, ricotta salata, azao saliu. Conoscere le eccellenze della Sardegna per noi di Sardinia Food Awards è veramente un onore e anche un'esperienza fantastica. E quindi oggi abbiamo conosciuto Alessandro del caseificio Marongiu e stiamo conoscendo tutte le storie di chi veramente lavora per produrre l'eccellenza di questa meravigliosa terra. Grazie Alessandro e speriamo che il prossimo anno parteciperete al Sardinia Food Awards e magari chissà, vincere l'Oscar potrebbe essere positivo. Bisogna lavorare per questo, ci proviamo. Sì. Grazie Alessandro. Grazie a voi.